Buongiorno a tutti signori, ormai è calciomercato pieno. Il nostro direttore sportivo è pronto a regalare il primo rinforzo ad Antonio Conte per farlo felice dopo la partenza di Kvaratskhelia. Attenzione perché è un colpo molto ma molto importante e corteggiato da tutti i top club europei. Ci siamo signori, stiamo per chiudere. Scoprite in questo video tutte le ultime news di calciomercato sul nostro Napoli insieme a noi, ma prima di continuare brevemente vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale se non lo avete ancora fatto, di attivare la campanella delle notifiche e di abbonarvi per interagire in prima persona direttamente con noi. Quindi signori, iniziamo. Allora, Antonio Conte e Giovanni Manna sono già al lavoro, come vi abbiamo già detto più volte, per il prossimo calciomercato estivo. Rimane lui l'obiettivo numero uno degli azzurri, signori. Infatti il Napoli sta lavorando in vista di luglio e starebbero già pensando alle manovre di mercato da fare per migliorarsi nella prossima stagione. Conte non vuole assolutamente aspettare come fatto lo scorso mercato e come è successo in questo ultimo mercato appunto di gennaio. Giovanni Manna lo sa, ha fatto un lavoro eccellente in questi mesi, bisogna dirlo, e l'obiettivo sotto consiglio di un sempre attento Aurelio De Laurentiis sarà quello di raddoppiare quanto di buono fatto fino adesso. L'operato del nostro direttore sportivo sta influendo parecchio per questa stagione, ma è un lavoro che faciliterà i carichi pesanti anche nella stagione seguente per Antonio Conte e i suoi. Secondo quanto riferito dai giornalisti Fabrizio Romano e Alfredo Pedulla, l'attaccante kosovaro classe 99 dell'Il Zegrova è il vero obiettivo per il mercato estivo in attacco. Entrambi dunque hanno parlato così sul canale, scusate, sull'account social di Fabrizio Romano, dichiarando: Edon Zegrova, esterno dell'Il, torna un obiettivo del Napoli, giocatore veramente forte, da sempre apprezzato anche da Cristiano Giuntoli ai tempi del Napoli e seguito pure dalla Juventus. Voglio spendere il suo nome per dirvi che resta ancora un'opzione per il Napoli. Il Napoli, come vi ricorderete bene, lo voleva già a gennaio, non lo ha acquistato solo perché il presidente dell'Ill, noto per essere un osso molto duro con cui trattare, ha rifiutato la ricca comunque offerta del Napoli. Il giocatore era già pronto infatti a gennaio ad andare al Napoli. Ora il club azzurro pensa al futuro, pensa agli investimenti e lavora per il nome dall'esterno. Il campionato francese, come sapete, nello specifico il Paris Saint-Germain è solito sottrarre, tra virgolette, i calciatori di qualità degli azzurri, sia dai tempi di Cavani e Lavezzi, passando per Fabian Ruiz e Kvaratskhelia. Il campionato francese, possiamo dire, però potrebbe essere la via giusta dei partenopei per assicurarsi un fidato sostituto del georgiano classe 2001 Edon Zegrova. Il Napoli lo segue da un paio di stagioni, ma forse è arrivato il momento di concretizzare al massimo questa operazione di mercato. Zegrova infatti potrebbe far sognare tutti noi tifosi del Napoli su quella fascia, un calciatore molto promettente, ma allo stesso tempo già quasi affermato all'interno del campionato francese. Ha fatto parlare di sé anche in Champions League, quindi questa cosa sta a dimostrare quanto questo giocatore sia affidabile, e attenzione perché ha i costi veramente veramente contenuti. Bisogna anticipare il Paris Saint-Germain, il Napoli è pronto a farlo. Antonio Conte è felicissimo di questo giocatore. Attenzione signori, perché nei prossimi video vi daremo aggiornamenti su quello che potrebbe essere, o comunque su quello che potrebbe diventare, il colpo numero uno del Napoli per la prossima stagione. Grazie per essere stati con noi.